Amici bellini, come state? Come va? Io sto un po' ripigliando, devo dire la verità. Dalla tristezza stiamo passando alla anche la tenerezza, no? Di certi gesti e di certe manifestazioni, no? È bello vedere che tanti, sono veramente pochi gli stronzi. Fanno rumore perché quando sono così stronzi fanno più rumore. Però, come vedete dietro di me, no, alle mie spalle, l'amico Giuseppe Fontana di Caffè Napoli 1926, Facebook e Instagram è andato lì all'altare praticamente, prima che adesso probabilmente dovranno spostare tutte queste reliquie da qualche parte, se poi piove come si fa, e è andato a portare anche lui il suo tributo, il suo omaggio, ed è bello così. Oggi, ovviamente, io adesso che sto registrando siamo all'88esimo di Benevento Juve e quindi siamo in zona siringa, già lo so, però volevo fare giusto un saluto tra di noi. L'app OneFootball che vi invito a scaricare con il link in basso in descrizione ci fa un recap un po' di tutte le notizie ed è toccante vedere Ancelotti in lacrime. Quando escono le lacrime, ragazzi, questi non sono attori, gli vengono veramente come sono venute a me, non dal vivo davanti alla telecamera, ma da solo nel letto. E così vengono agli altri quando vengono, e sono vere, non ho dubbi su questo. Ed ecco che oltre a questa notizia qua si accenna che ADL non paghi gli stipendi. Questa è una notizia che dobbiamo approfondire poi nello specifico più in là, perché da quello che so io il Napoli ha sempre pagato gli stipendi in anticipo, adesso è semplicemente tutta la Serie A che sta sfruttando un ritardo legale, cioè si può fare più in là, visto che non abbiamo gli stadi, visto che insomma tutta una questione di diritti televisivi, meno soldi in giro a prescindere causa Covid, e quindi si aspetta perché così poi lo stipendio va a bilancio dell'altro anno, insomma è tutta una roba amministrativa che stanno facendo un po' tutte le squadre, quindi non farei grandi problematiche e allarmi, anche perché i ragazzi lo mettono il piatto a tavola, se eravate preoccupati di questo non vi preoccupate. Se qualcuno dice però i giocatori sono nervosi perché non mettono il piatto a tavola o comunque perché non prendono lo stipendio, facciamo silenzio perché questi sono dei privilegiati. Gattuso lo sa e nel caso glielo ricorda tutti i giorni. Un accennino su quello che è successo oggi. Finora ho guardato la partita dell'Inter. Mi fa ridere che il Sassuolo solamente contro di noi cambia atteggiamento e formazione, schieramento tattico e si mette a seconda del Napoli, mentre con l'Inter i rumori, i rumori. Mentre con l'Inter giocano a viso aperto, hanno anche mantenuto un po' di possesso palla, ma io devo dire la verità, me l'aspettavo, la reazione dopo la partita con Real Madrid doveva esserci, l'Inter segna subito e bella quadrata in campo. Quello che mi ha sorpreso, non Gagliardini, che Gagliardini viene sempre martorizzato dagli interisti, anche a giusta ragione perché comunque non è questa qualità, però ha fatto un euro gol, è un'ottima prestazione. Quello che mi ha sorpreso è stato Perisic, perché sì, Barella centrale invece che Vidal, va bene, lo può fare, eccetera, eccetera, ma Perisic veramente. Ecco la siringa? No, non ancora. Ci sono 6 minuti di recupero, però hai voglia di fare. Parata. Quindi oggi è la giornata dei terzini, perché Perisic ha fatto a tutti gli effetti il terzino. L'ho visto fare tanto sacrificio in difesa e se è così, l'Inter può pure continuare con il 3-5-2, perché se Perisic decide di fare questo sacrificio, di tornare fino in difesa, di aiutare la difesa anche con le diagonali, è meglio loro. E voglio dire, noi che dobbiamo guardare se abbiamo recuperato Gulam, ci lamenteremo sempre dei nostri terzini, mentre ci sono altre squadre che possono adattare giocatori che sono attaccanti e alle volte fanno anche la prestazione. Non credo la possa fare in continuità, ma tanto è. Si vede la prestazione esagerata e la prestazione esagerata coincide con la vittoria dell'Inter, bella in scioltezza, sciolti, eccetera, eccetera. In questa partita qua, dove mancano in questo momento 4 minuti, perché un lungo recupero ovviamente ci sta tutto, Inzaghi si è dovuto trovare, prima di tutto c'è stato un infortunio di Calderoli, quindi ha dovuto spostare Barba, il terzino sinistro, al centro e spostare poi
Letizia a sinistra facendo entrare Maggio. Letizia, io devo parlare di Letizia, ma non solo perché ha segnato, ma perché noi guardiamo tutto. Guardate come sto guardando, noi guardiamo la prestazione. È un giocatore che è poliedrico, può giocare a destra e a sinistra senza problemi. C'ha 30 anni, c'ha l'esperienza. È un giocatore che adesso fa la Serie A con una dignità e un'applicazione senza precedenti. Dedica il gol a Maradona, ovviamente napoletano, segna contro la Juve, dedica il gol a Maradona, ovviamente, e dice anche, va anche oltre, dice dobbiamo ritirare tutti i numeri 10 da tutte le squadre. Ovviamente è una cosa forte che ha detto anche Villas-Boas, però non succederà mai, figuriamoci se tutte le squadre ammettono di togliere il sogno a dei giovani virgulti di indossare una volta la maglia numero 10 della propria squadra. Non succederà, è giusto che la riteniamo noi, la dovrebbe ritirare, che ne so, l'Argentina, ma poi, insomma, sono fatti loro. Io sono contento che l'abbiamo ritirata noi e basta. Poi noi adesso dobbiamo solamente decidere se chiamarlo Diego Armando Maradona, Stadio Maradona, lo Stadio Diego Armando Maradona. Insomma, non mi piace l'idea Stadium perché facciamo le cose come dallo Stadio Diego Armando Maradona, dallo Stadio Maradona è tutto. E così deve essere, secondo me. E Letizia mantiene questo momentaneo pareggio, perché adesso manca ancora 1 minuto, 2 minuti. Però una Juve anche non c'è male nel primo tempo, che in questo momento al 94esimo si buttano a terra e guardano l'arbitro. C'era un rigore per il Benevento, ma lo dico da tifoso neutrale, non mi interessa. Il Benevento ovviamente mi è simpatico. C'era un rigore per il Benevento, secondo me netto. Vedi che gli amici dal gruppo Telegram mi mandano le notifiche. C'era un rigore secondo me netto per il Benevento, non guardato niente VAR. Poi c'è stato un contatto anche con Dybala che secondo me non c'era. Hanno detto in telecronaca che sono stati valutati uguali, va bene. Io di Dybala voglio solo segnalare un fallo che si è procurato una punizione andando lui a piedi a martello sull'avversario e che in volata già era a terra gridando e si è pigliato il fallo di punizione, perché Dybala è proprio straordinario sotto questo punto di vista. E va bene anche così. Adesso siamo nell'ultimo minuto, comincia adesso l'ultimo minuto per la siringa. La Juve si è comportata bene, ma il Benevento quadratissimo ha continuato a fare il suo calcio senza problemi. Dicevo di Letizia, quindi entra Maggio, dopodiché Maggio viene ammonito per un l'ottimo della Juve in questo momento è Morata, che fa veramente la differenza. Ha fatto un gol incredibile, che non ti aspetti da lui, un gol che ti aspetti da un Bernardeschi, da un Chiesa, forse da Chiesa no, da un Dybala, e l'ha fatto lui col sinistro così. Dopodiché, voglio dire, il Benevento si è messo là, ha risistemato tutta la difesa, perché ha dovuto anche togliere Maggio perché era ammonito e quindi ha risistemato la difesa. Letizia si sposta a sinistra, Improta scala a destra, grande sacrificio di tutti. Schiattarella ha fatto una grandissima partita, meritava anche il gol probabilmente. E niente, Schiattarella, per quelli che l'hanno preso al fantacalcio, che pare non stia avendo buoni voti, io lo vedo un giocatore che si prende la squadra in mano. Poi entra anche Insigne, siamo adesso al 96esimo, dovrebbe anche fischiare, non lo so come, che forse bisogna recuperare un po' in più, perché non ho idea. Ah, si buttano a terra, ecco qua, si butta a terra, siamo al 96esimo e 20 secondi, facciamo tirare anche questo calcio di punizione per la Juve, per la siringa finale, la mette sulla sinistra. Ecco, parliamo di terzini sinistri, Frabotta per esempio, ma il cross di Bernardeschi libera, credo Glick, e è finita così, non ci posso credere. Ma come mai? Come mai? Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.